Eccellignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite, adoremus. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Devi stare vicino al sacerdote che ha il microfono, dove c'è la croce, quindi qui sta a 20 metri da te.
dietro di te, che mettiamo la giù. Sulla mano. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel, grondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudel. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Preghiamo insieme, diciamo: abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Tu che sei stato tradito da Giuda. Abbi pietà di noi. Tu che sei stato rinnegato da Pietro. Abbi pietà di Tu noi. che sei stato abbandonato dai discepoli. Abbi pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della sua misericordia. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai retto il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Preghiamo insieme, diciamo: aiutaci a portare la croce. Tu che sei l'agnello senza macchia, tu che sei il Santo di Dio, tu che sei ricco di misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre de voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Preghiamo per la pace. Signore ci doni e ci faccia la grazia di essere uomini e donne di pace nella nostra comunità, nella nostra città, nelle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terza stazione. Gesù cade la prima volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Preghiamo insieme, noi ti preghiamo. Uomo dei dolori che conosci il patire, uomo dei dolori trafitto per i nostri peccati, Preghiamo perché quest'anno la Pasqua segni per noi una tappa
nell'incontro personale con il Cristo, con il crocifisso risorto. E a Lui affidiamo ogni nostra sofferenza, ogni nostra tribolazione, ogni nostra incertezza, ogni nostro dubbio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui
testimone di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Preghiamo per tutte le madri sofferenti, preghiamo per tutte le madri. Ave o Maria, piena di grazia. Abbi pietà di noi, Signore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone, originario di Cirene, che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. In questo luogo simbolo della nostra città, che è la Casa del Fanciullo, dove risiede la Fondazione Antiviolenza, vogliamo pregare in modo particolare per tutte le vittime degli abusi, in modo particolare per i bambini, per gli abusi all'interno delle famiglie. Il Signore aiuti queste persone a liberarsi di questo fardello, ma soprattutto faccia sì che il cuore dell'uomo mai più cerchi certe nefandezze per poter vivere nella libertà, nella bellezza e nella purezza dei figli di Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sesta stazione.
La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce dentro il mondo. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, Giovanna, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, fa che vediamo il tuo volto. Nel malato, nel sofferente, in chi è solo. Nell'affamato, nel disoccupato, nel povero. Nel bisognoso, nel profugo, nel senza tetto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiediamo che apra il nostro cuore all'ascolto della parola del suo Figlio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal libro del profeta Isaia. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Preghiamo insieme e diciamo: noi ti ringraziamo, Signore. Per noi ti sei fatto servo obbediente. Per noi hai dato la tua vita in riscatto. Per noi hai bevuto il calice della passione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Accade loro
nel mio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre. Ottava stazione. Gesù consola le pie donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Preghiamo insieme dicendo: liberaci dai nostri peccati. Liberaci dai nostri peccati. Tu che sei buono e grande nell'amore, Liberaci dai nostri peccati. tu che sei misericordioso e pietoso, Liberaci dai nostri peccati. tu che sei venuto a perdonare e a salvare. Liberaci dai nostri peccati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi.
stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Preghiamo insieme dicendo: noi ti rendiamo grazie. Noi ti rendiamo grazie. Figlio di Dio, che ci hai riconciliati con il Padre. Noi ti rendiamo grazie. Vittima di espiazione per i nostri peccati. Noi ti rendiamo grazie. Sovite e umile di cuore. Noi ti rendiamo grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Spogliaci del nostro egoismo e del nostro orgoglio. Aiutaci ad accogliere e ad amare ogni fratello. Fa che rispettiamo sempre la dignità dell'uomo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Come anche noi benedichiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 12ª stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
nostre speranze, le nostre preghiere, le famiglie di questa comunità, anche quanti, pur non essendo famiglia, cercano il regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ripetiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pietà di noi, Signore. Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre Deo in pace, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Preghiamo insieme dicendo: salvaci con la tua croce. Tu che hai detto al buon ladrone: oggi sarai con me in paradiso. Tu che hai detto ai tuoi crocifissori: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Tu che hai detto prima di morire: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi.
E ora veniamo a noi, il Golgotha, la croce, il crocifisso e la madre. Avanzate, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, per compiere quest'ultimo e prezioso gesto al corpo del Cristo morto. Ora presentatevi alla madre. Salite le scale. Avvolgete il corpo con la venda. Ancora una volta la venda che avvolge il corpo di Gesù crea un ponte tra il cielo e la terra. Ora togliete la corona di spine. Presentatela al popolo. Lasciate la corona e consegnatela alla madre. Togliete il chiodo dalla mano destra. Presentate il chiodo al popolo. Gesù
Presentate il chiodo al popolo. Ora accadate il corpo del Redentore dalla croce. Con la stessa delicatezza con cui Maria la porse in pace nel giorno della mangiatura. Presentate il corpo della madre. Diamo ora avvio al funerale del Cristo, portandolo al sepolcro e vivendo la 14ª stazione. Ti adoriamo,
Mm.